Invisibili no. Questo è il titolo scelto per la manifestazione nazionale dei pensionati al Circo Massimo di Roma. La richiesta al governo è quella di una riforma delle pensioni che passi attraverso un tavolo di confronto che i sindacati CGIL, CISL e UIL chiedono si apra più presto. In 800 sono arrivati nella capitale dalla Marca trevigiana. A sostegno della piattaforma presentata al governo, ovviamente nella piattaforma noi chiediamo al governo che ci sia una giusta rimodulazione della perequazione sulle pensioni e soprattutto che ci sia un impegno preciso per la legge sulla non autosufficienza. Al centro della manifestazione la lotta per il lavoro che è, spiega Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, la condizione per uno Stato sociale che garantisca tutti. Perché la garanzia maggiore delle pensioni è che tutte le persone possano lavorare. Se c'è la disoccupazione, se salta il sistema industriale, salta anche il sistema sociale. Riconoscere il ruolo dei pensionati e garantire un futuro lavorativo alle nuove generazioni. La piazza di oggi, ha sottolineato il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, è la piazza dell'alleanza tra giovani e anziani. Gli uomini e le donne che hanno costruito questo nostro paese dopo il dopoguerra con tanto lavoro sono fortemente alleati ai nostri giovani che il lavoro lo cercano.